rede. Olá! Allora, nella Serie B c'è il Virtus Lanciano con la presidentessa Maio. Qui abbiamo il Costalunga che ha una presidentessa che direi ha discreto orgoglio dopo questa sera. Il campionato di promozione, un altro torneo questa sera. Costalunga nata da incorniciare. Da incorniciare, veramente da incorniciare. È una nata splendida, con i giocatori splendidi e non abbiamo parole per descrivere appunto e dirgli grazie di tutto quello che stanno facendo per noi, che alla fine lo fanno perché siamo una famiglia, non siamo una società, siamo una società familiare. Questo si vede anche in campo secondo me, perché la grinta, lo spirito di gruppo, l'unità di intenti, la corsa di Steiner che parte da una parte all'altra del campo, secondo me è qualcosa che viene anche proprio insegnato a livello societario a monte, possiamo dire. Sono 2 anni che praticamente io e mio marito abbiamo preso in mano la situazione e abbiamo delle soddisfazioni enormi. Potrei dire tutti i nomi dei giocatori perché sono tutti bravi, non posso smentire nessuno. Anche perché sennò ti bacchettano poi. No, e anche Steiner comunque con la sua età è un grande. Se uno dobbiamo sceglierlo, Andrea Steiner. Eh beh sì, e Zetto anche, perché Zetto è un bravo portiere comunque. Il resto sono tutti uguali per me, sono tutti uguali per noi, però fanno la differenza un po'. Fanno la differenza, fanno la loro bella figura. A noi comunque piace pensare anche che questa splendida annata del Costalunga sia stata resa possibile anche dalla costante presenza in tribuna della presidentessa. Bravissimo, questo posso dirlo. Io, mio marito e tutti quanti, questo sì. Comunque anche la squadra che abbiamo creato per il Crazy Cup è splendida. Sono ragazzi che abbiamo conosciuto proprio nel Crazy Cup e ci hanno dato soddisfazione come se li conoscessimo da anni. Un'impressione sul torneo, presidentessa? Bello vincere anche stasera qua. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Adesso lo sai che c'è sabato la possibilità della rivincita se battete tutte e due le friulane? Ecco, mi ha detto non fatemi ridere. Ecco. Non c'è problema, respiriamo un attimo. Ecco, penso che già siamo sulle bocche di tutti, con sabato proprio ci guarderanno, dobbiamo stare attenti a camminare. Ah, dice che è una roba intimidatoria, se vince anche questa Costalunga diventa un problema? No, non diventa un problema, per noi è una gioia, per gli altri sarà un problema. Appunto, grazie mille, grazie infinite. Ciao, grazie, ciao, ciao. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá!